Ciao a tutti Darwin, allora benvenuti e bentornati in un nuovo video prodotti terminati per ragazzi, ne sono veramente tanti, quindi mettetevi comodi. Intanto qui è finito il mio prodotto preferito per quanto riguarda la base della cucina, il piano cottura, ragazzi. Se si vuole fare una pulizia veloce, ecco, questo qui è veramente top. Poi un altro prodotto che vi voglio consigliare, questo qui, non so se voi l'avete mai provato in qualche modo e ragazzi l'odore è veramente molto buono. Questo qui è il Pugliese, il re del pulito detergente pavimenti a profumo di vino e 100% profumo a lungo e brillantezza per tutte le superfici. L'odore è molto buono. Poi mi è terminato l'Asia Gentile, raga, questo qui mi sono trovata molto bene. Candeggina profumata bucato a mano in lavatrice, non so qua quanto candeggina bianco assicurato. Non va a ammazzare tipo degli asciugamani, queste cose qui, basta metterne veramente poco. L'odore non mi piace tanto, ma ce la facciamo andare bene. Invece voi che tipo di candeggina per i panni andate ad utilizzare, fate un sapore qui sotto. Poi vi è terminato anche voi, ormai questo comprato, io l'ho comprato non so quante volte, vetri, specchi, luci lucide con ammoniaca. Questo qui è veramente ottimo rispetto ad altri vetri che ci sono in commercio. E poi mi è terminato anche questo, raga. Questo qui è anticalcare, agisce su acciaio, inox, ceramica e sanitari. Sui sanitari non ne vado a pulire. Rimuove il calcare, elimina macchie di germi e protegge le superfici. Pulito profondo, superfici e brillante. Non so se voi l'avete mai utilizzato in qualche modo. Fatelo prima agire e poi andate a sciacquare. Poi vi voglio parlare di questo prodottino qui, ormai è diventato uno dei miei preferiti, Tiest Pavimenti profumato, e ragazzi lascia il profumo dopo 2-3 giorni. Il profumato ideale per pavimenti, superfici lavabili senza risciacquo a mano o con macchina lavapavimenti. E io ci ho fatto anche il Dio Spray. Poi anche l'intimo della Venus, molto buono, ottimo. Poi mi è terminato anche questo qui, che oggi lo ricompro di nuovo. Io ormai lo uso come se fossero acqua di bagni. Qui ormai stiamo a pulire tutti i giorni. E pulisce a fondo, extra brillantezza. Veramente ottimo rispetto al classico che adesso non mi viene in mente. E poi ho finito questo sapore qui, ragazzi, latte di avena, sapore liquido e niente.
finalmente dopo un sacco di tempo l'ho potuto finire, più o meno da quando è iniziato la pandemia. Poi ho terminato svelto a limone, sgrassa anche in acqua fritta, ma io piatti purtroppo li lavo con acqua tiepida, non mi piace con l'acqua fredda perché mi sembra che le pentole rimangono sempre zozze. Poi ho finito il coccolino raga, questo qui veramente lascia un buon odore sui capi. Anche questa bustina qua di coccolino. Poi vi dicevo che anche questo qui non mi fa impazzire come il review, perché questo qui ho visto che lascia anoni e questo qua vedo chiaro, brilla tutto, vetro è molto luso, pulito brillante, fresco pulito. L'odore di mela si sente tanto, però quando andate a pulire lascia un pochino l'anone. All'inizio mi piaceva, però poi non. Poi ho terminato i due spray che oggi devo assolutissimamente comprare. Poi il mio shampoo del momento, questo qua è per shampoo balsamo, capelli normali, effetto brillantezza, 2 in 1 Dimension by Lux. Ho notato che con quello lì verde i capelli me li fa sporcare dopo un giorno, diciamo, invece questo qui non mi fa fare quell'effetto lì, diciamo. E poi ho terminato questo prodotto qua che io vado ad utilizzare sulle superfici che ho e l'arte povera e lascia veramente tutto lucido. Poi ho terminato anche quelli che si mettono sul PC, insomma, che si attaccano. E ragazzi, lascia un odore veramente di una freschezza unica. Non so se voi li andate ad utilizzare e come vi trovate, fatemelo sapere qui sotto con un commentino. E poi ultima cosina, non di casa ma di beauty, questa qui, la crema della Nivea, super idratante, 24 ore non stop, crema giorno rinfrescante. Però ragazzi, vedevo che di giorno mi faceva lucidare, invece utilizzandola di notte è veramente buona. Se voi l'avete provata, qui nei commenti. La busta è terminata. Io vado a buttare tutte queste cosine di plastica che le ho tenute conservate per voi, per fare il video e mandarlo online lunedì, ragazze. E niente, se non mi seguite su Instagram, qui vi lascio il mio account e il mio contatto Facebook. E mi raccomando di spolliciare tantissimo il video e ci vediamo alla prossima.